Luce accese, macchina in movimento, premio Balestri e Balestri Milano Marittima Life, una categoria F, 1660 metri a percorrere, 1 Velletri Jet, 2 Neruda Trio, 3 Tedo FKS, 4 Regensburg, 5 Urano Cup, 6 Ulrich Trio, questa la prima fila, in seconda 7 Visipan, 8 Saxa S, 9 Top Souls, 10 Ussaro Egral, 11 Vis di Girifalco. Stacco della macchina con Tedo FKS, Urano Cup alle prese, avanti a Velletri Jet. Dalla seconda fila veloce Vis di Girifalco. Tedo FKS in vantaggio lungo l'arco della prima piegata, i 200 metri iniziali passati in 14 appena abbondante. Terzo in corda è Regensburg, i 5 ben avanti al resto della truppa con Urano Cup che va su Tedo FKS dopo 400 metri di gara, non senza spesa, sopravanza l'avversario 28,8 i 400 d'approccio. Rimane così scoperta Vis di Girifalco quando si va al completamento dei 600 di gara, in vantaggio Urano Cup 44,1 i 600 iniziali. Numero 10, Vis di Ussaro Girifalco Egral, che squalificato. gravita al suo esterno lungo i birilli, Tedo FKS, poi Velletri Jet, quindi Regensburg ha sbagliato, è finito a tabellone, Ussaro Egral per linee esterne, Tops Holz ha preso la via del largo, Velletri Jet quando si è al completamento del giro in 59 appena abbondante, e il chilometro se ne va con Urano Cup coperto interamente da Vis di Girifalco in 1,15,1, Vis di Girifalco che è in vantaggio, inseguito da Velletri Jet, dalla corda viene via Tedo FKS pedinato da Regensburg per linee esterne, Top Souls, attacco della piegata finale con Vis di Girifalco che mette assieme 1.200 in 1,29,5, 34 di terza frazione, secondo è Velletri Jet, terzo Tedo FKS, poi Top Souls e Regensburg con Velletri Jet che anticipa Tedo FKS, va all'attacco di Vis di Girifalco all'ingresso dell'addirittura d'arrivo, Velletri Jet che è passato nei confronti di Vis di Girifalco, Velletri Jet che sfrutta quello che è successo sul percorso e viene a vincere davanti a una stoica, ottima Vis di Girifalco. Per il terzo sono in linea Holz e al largo Tedo FKS, anche lui ottimo nel rendimento, 2 minuti 1,14,6, è venuta bene a Velletri Jet che è stato a guardare tutta strada, Vis di Girifalco no, se l'è dovuta sudare dal primo all'ultimo metro e può essere solo seconda, mentre dietro all'accoppiata 1,11 da qui a qualche istante andiamo a apprezzare per il terzo posto Top Souls di dentro ad avere ragione di misura di un valido Tedo FKS.